la confusione lei che ha per guance due mele, i libri sotto braccio e l'aria allegra, sta seduta lì. Io quasi quasi ci tento, al massimo mi dice che è chiuso il convento, e invece mi sorride, lascia giocando con la cicca un passo da me. Vieni, facciamo un giro qui intorno, sì, poi ci infiliamo driccando il cappuccino sul tavolino, e quante cose che le direi. Ma cominciamo a parlare, lei parla, parla, parla e non riesco a sentire, mi basta solamente restarla a guardare, che son mi va giù. E inavvertitamente mi sfiori la mano, le nostre gambe sotto il tavolino, adesso stanno già parlando di noi. Già mi sento un brivido addosso che non è di sesso matto ma è giù di lì. Mi sento bene a starne insieme, chissà che cosa pensa di me. Che chiacchiera sta da quando ho cominciato, ho risposto una volta, se adesso prende fiato mi butto di testa, domani sera vieni fuori insieme a me. E la sera dopo una birra, una pizza e tutto ok!